ho nessun, come dire, non faccio stalking, non faccio, no, come si dice? Neanche neanche vedrete di che cosa si tratta. Quello che mi preme dirvi è che questo pomeriggio di teatro sta all'interno del festival che l'Istituto Gramsci ha voluto dedicare alla figura del nostro eroe eponimo, cioè la figura di un grande intellettuale. La sua figura, il suo pensiero è stato esplorato e sviscerato da storici studiosi di politica, di storia e di politica, ma un po' tralasciato nelle sue diverse altre sfaccettature, che molte ne ha sia sul piano umano, della sua storia individuale, sia sul piano culturale. Scusi, un giorno dovrei fare una tesina su Antonio Gramsci. Non è che avete qualcosa di pronto? Una specie di... cioè un riassunto, qualcosa... devo alzarmi la media, cioè qualcosa di... però originale anche. No, vabbè, cioè sarà per internet, cioè fin qui... no, non fa. Poi scriviamo tutte le stesse cose, cioè... la prof già ci ha detto, niente prof Google, prof Wikipedia, no, non fa, qualcosa di... come? G.33C gramma, cioè la collocazione, cioè ci devo pensare io. Boh, vabbè, dove? Sala S. Grazie, molto gentile. Scusi, ma dov'è questa sala? Cioè, come si... l'altro dell'edito ce l'ha detto. Sopra, basta. Bene cosa, basta. Metto qui, non c'è nessuno. No, dai, perché? Non ho voglia. Allegria. Quaderni dal carcere. Fantasia, complimenti, a città futura, vabbè. Questo non è male, non è il titolo. Antonio Gramsci, nome completo, Antonio Francesco Sebastiano, è stato un politico, filosofo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, divenendone suo segretario e leader dal 1924 al 1926. Stai parlando? Nel 1926 venne ristretto, ma che cosa è il caffè? Cioè, come cazzo scrivono questi qui? Dal regime fascista nel carcere di Turco. Basta!
della vita, tutto mi interessa ancora. Non riuscirei mai a essere solamente uomo, perché vivere significa essere cittadini. L'indifferenza è abulia. No, l'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, insomma non è vita. Non è che mi daresti una mano? No, non questo. Antonio! Ah, scusa, non mi sono presentata, Giulia. Giulia, hai un bellissimo nome. Chiamami Nino. Mi chiamano tutti Nino. Oh, Nino, vabbè, ti spiego. Io devo fare una tesina su Antonio Gramsci, no? Entro domani, cioè mi devo alzare la media, se no sono distrutta, cioè non fa. Non è che, cioè, non me la devi scrivere tu, cioè, Va non bene. Cioè? Va bene, va bene. Giura, Sì. mi aiuti? Ma davvero? Grazie. Io sono seduta qua, guarda. Cioè, grazie Nino. Vieni. Grazie allora. Siedi. Ho preso un po' di... però, cioè, dai. Sardegna, Ah, nel 1891, aspetta. in una vecchia casa di tufo grigio a 2 chiari, Tuffo. il 22 di gennaio, il giorno di Sant'Antonio, Sant'Antonio de Suvoco. Cosa? Sant'Antonio de Suvoco, quello del porco, da non confondersi con quello del Giglio, quello di Padova. Si accendono dei grandi fuochi per Sant'Antonio dalle sue parti, che ardono tutta la notte per invocare il santo e ringraziarlo di aver donato il fuoco agli uomini rubandolo al demonio. Che belli quei fuochi! Illuminano tutto il paese e la campagna intorno. Si canta, si danza e si beve tanto vino rosso. A sua salute, Sant'Antonio! E ricordati anche della nostra! Siamo in biblioteca. Poi? Una forma di tubercolosi. Nino. Cioè, se avessi i poteri di Harry Potter. No. Cioè, fare una vita completamente diversa. Fare magie, un casino di magie, Nino. Cioè, risolvere un sacco di problemi, tipo diventerei ricca e famosa, poi, che ne so, mangiare senza ingrassare. Oppure, cioè, ti immagini essere proiettati nel futuro? Oppure, sapere che cosa ti succede tipo fra 20 anni. Figo. Oh, ce l'hai presente il Wingardium Leviosa? Dai, allora. La cosa per levitare gli oggetti, vabbè, quella cosa lì, dai! E io dico sempre che vorrei il Wingardium portafoglio. Hai capito perché? Dai! Cioè, manco non ti viola come se piovesse, Nino, che togo! Che figata! Oh. E poi tipo, cioè, se avessi la bacchetta magica, tadam, cioè altro che testina, che palle, cioè, fattuvato, cabao. Magari. A Gramsci invece piaceva molto andare a scuola. Anche se doveva fare chilometri e chilometri a piedi con
con la cartella sotto braccio, sia che piovesse, sia che splendesse il sole. Mi piaceva molto leggere, imparare, conoscere. Ho capito, piccolino il secchione. No, ti sbagli. E Gramsci non passava tutto il suo tempo sui libri da bambino, assolutamente. Anzi, era un intrepido pioniere lui, sai? Cioè? Non usciva mai di casa senza avere in tasca qualche manciata di chicchi di grano e qualche fiammifero avvolto in un pezzetto di tela cerata. E perché? Perché casomai si fosse trovato improvvisamente sbattuto in un'isola deserta, abbandonato ai suoi soli mezzi. Piccolina la fantasia. Era anche un ardito costruttore di barchette e carretti. Sì, è impossibile. Oggi, quando nascono i bambini, hanno già 80 anni. Berusenza. La presentazione di un animale straordinario. Dunque, vediamo un po', non può essere uno scarafaggio perché ha solo 4 zampe in movimento, come quelle dei quadrupedi. Però non può essere neanche un cavallo, No. perché non ha orecchie visibili. Potrebbe essere un leone. Un leone addomesticato. Nino, ma cioè, è figata però questa cosa. È antica, vero? Non è che posso fare una fotocopia. Scusa, una fotocopia, cioè, una tesina. Sai, anche Gramsci da ragazzo, anche a lui piaceva molto disegnare. Riproduceva ingrandendo le figure e quadretti da un giornalino. Ma come faceva se non c'era il computer? Col doppio centimetro e col compasso. Prove e riprove con la matita. Mi piaceva un mondo fare gli ingrandimenti. Poi, già, sono ancora in biblioteca. 2 palle. Per quella tesina. Oh, Gramsci. Caro Giuliano, non sei molto ordinato però, La tua lettera è scritta troppo in fretta, con molte parole lasciate a metà. Io credo che tu possa scrivere meglio, con più ordine e con più attenzione, perciò adesso non ti voglio giudicare, perché non voglio pensare, ma guarda che asinello di figlio che ho. Cioè, che culo ho trovato questo qua, che caga un casino. Cioè, praticamente una strategia. Ma anche tipo solo strano, cioè, parla da solo. Dai Giuliano, non prendertela. E continua a scrivere, A scrivere tanto, così rafforzerai i tuoi giudizi. E poi scrivimi che per lui era contro i ricchi, perché non poteva studiare lui che aveva preso 10 in tutte le materie alle scuole elementari, mentre potevano farlo il figlio del farmacista, il figlio del macellaio. Vabbè, ognuno, dai, cioè, è sempre stato così, cioè, anche adesso, no? I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri, cioè, è così. Dai, ascolta, non è che, cioè, stringiamo, cioè, del tipo, primo capitolo, non devo scrivere un sacco di pagine, bastano 10 pagine, non è che... primo capitolo finito, dai, diciamo, capitolo infanzia. Adesso andiamo, cioè, parliamo del carcere. Io non ho capito perché l'hanno sbattuto in carcere, cioè non ha rubato niente, giusto? Cioè non ha ucciso nessuno. Perché l'hanno sbattuto in galera? L'hanno sbattuto in galera perché parlava e scriveva di giustizia e libertà. Quando in un paese manca la democrazia, chi governa è l'arroganza, la prepotenza e la violenza. Cioè?
Gramsci non è mai stato un giornalista che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuare a mentire perché la menzogna fa parte della sua qualifica professionale. È sempre stato un giornalista liberissimo lui, sempre di una sola opinione, e non ha mai dovuto nascondere i suoi convincimenti per far piacere a dei padroni. Teresi, da bello più, chi so su chi sta da solo. Narrami una cosa, in tal lingua vuoi? Spero non lascerete parlare in sardo. Teresi, mi raccomando proprio di cuore, lascia che i tuoi bambini succhino tutta la sardità che vogliono e crescano liberamente nell'ambiente naturale in cui sono nati. Ciò non sarà l'impaccio per il loro avvenire, tutt'altro. Teresi, e ti vuoi dare sta lingua in solo, compreso. Nino! Cosa stai dicendo? Cioè, ma se non ci capiamo neanche parlando in italiano, cioè più parlare in sardo. Io non ci capisco niente. E poi guarda che parlare in sardo, cioè da grezzi. Gramsci non sarebbe stato d'accordo con te. Ma che grana! Guarda che la prof ce l'ha detto che lui ha studiato tipo al lettori, giusto? Cioè io non ci credo che al liceo si metteva a parlare in dialetto. Proprio perché gli hanno tarpato la sua lingua, diceva queste cose. Prima di tutto il sardo non è un dialetto ma una lingua. E poi parlare in sardo nella tua lingua non ti impedisce di imparare a parlare bene l'italiano e saperlo usare bene. O il francese, l'inglese, il tedesco, il russo. L'ho detto anche il russo. Sai, Gramsci in un'altra lettera indirizzata alla moglie le dice che vorrebbe tanto poter raccontare ai figli delle sue esperienze giovanili con gli animali. Soltanto che ha paura che Giuliano e Delio possano pensare che i suoi racconti siano delle favolette. L'aver visto le lepri danzare sotto la luna, o la famiglia del riccio andare a far provviste di mele la notte. Sì, non è stato del questo la prof la vuole. Insieme a un compagno si era recato in un campo di mele che c'era un po' fuori dal paese e si erano nascosti dietro un cespuglio contro vento e si erano messi ad aspettare. Aspetta, e poi dall'altra parte, dietro un altro cespuglio, ecco sbucare una famiglia di ricci, 2 grandi e 3 piccoli, il padre e la madre e i 3 figlioletti, che indiano, girellavano per il prato finché non arrivano sotto un grande melo a cui il vento aveva fatto cadere un po' di mele. E allora tutti insieme si mettono a spingere con le loro zampette e con i loro musetti le mele per avvicinarle l'una all'altra. Ma deve essere che erano poche, perché il riccio grande, il babbo, si mette in piedi sulle zampe posteriori con la testa in alto e comincia a guardare, a cercare. Cerca finché eccolo lì, un ramo carico di mele che arriva fin quasi a terra. Allora, veloce, seguito dalla moglie, si arrampica sopra il tronco, arrivano tutti e 2 sopra il ramo e insieme cominciano a dondolarsi ritmicamente. Totom, totom, totom. Totom, 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 finché le mele pof, 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 cadono tutte a terra. E allora veloci giù dall'albero e aiutati dai loro figlioletti di nuovo con le loro zampette, con i loro musetti,
avvicinano le mele l'una all'altra per farne un bel mucchietto. E senti adesso cosa fanno. Con gli aculi irti si sdraiano sopra le mele, in maniera che le mele rimangono infilzate, capisci? I tre ragazzini ricetti ne avevano 3 o 4, ma i grandi 7, 8, 9 per ciascuno. Figa. Finalmente l'ho capita questa storia dell'albero del Ah. Aspetta, 9. Cioè, tipo che i ricci cioè, sono furbi. Beh, intelligenti. Vabbè, cioè che hanno ingegno, no? Perché, cioè, avevano bisogno di mele e allora hanno unito le forze, si sono messi insieme, cioè hanno collaborato come una famiglia e sono riusciti a fare una bella provvistoria. È brava Giulia. E poi giusto? Sì. È giusto? Sì. Giura. Perché i prof dicono che io ho capacità, però tipo, non mi applico, che sono pigra come un riccio. Pigra come un riccio magari. Cioè? Pigra come un ghiro, che dormono sempre. Ma Cosa ho detto? come un riccio hai detto. Ho detto come un riccio. Ho detto come un riccio. Sì. Oh Dio, ma lo sai che mi sto anche divertendo. Pensavo che Gramsci era palloso, invece. Gli uomini viventi. E tutte le storie che parlano degli uomini che vivono, degli uomini che si uniscono gli uni agli altri per cercare di migliorare se stessi, il mondo, e lottano. Non può che piacere più di ogni altra storia. È così. Oh Nino, lo posso dire una cosa? Cioè, a volte sei un po' pesante, tipo adesso mi stai parlando, sembri un prete. Allora sei un testimonice. No, aspetta. Non è che stai facendo tipo politica con me? Perché cosa hai contro la politica? Differenza dei morti, dei fatti maturano nell'ombra, poche mani tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle esigenze e gli scopi personali di piccoli gruppi attivi e la massa ignora perché non se ne preoccupa. Ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento. E allora sembra che sia stata la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un terremoto, un'eruzione, che lascia vittima a tutti però. Chi sapeva e chi non sapeva, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi è stato attivo e chi indifferente. E allora quest'ultimo sì, vorrebbe che apparisse subito chiaro che lui non c'entra, che lui non è responsabile, che non deve pagarne le conseguenze. Qualcuno piagnucola pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: ma se io avessi fatto il mio dovere, se avessi fatto valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Io odio gli indifferenti anche per questo, Giulia, perché non sopporto il loro piagnisteo da eterni innocenti. Sono di parte io, sì, perché sono vivo. Nella città futura nulla accade per caso, ma tutto è frutto dell'ingegno, dell'impegno e dell'intelligenza dei cittadini. Nessuno che se ne sta alla finestra a guardarsi la vita passare.
non si può non stare da nessuna parte, Giulia. Non si può essere indifferenti. Io li odio, gli indifferenti. Proprio in luce l'attualità del pensiero gramsciano è per attirare i ragazzi al Gramsci, che diversamente nel pregiudizio generale è considerato proprio famoso. Questa è la realtà. Io poi sono di Pilarza, sì, io sono pilarzese, ecco, persino a Pilarza Gramsci non è conosciuto. Pochi sanno proprio perché veramente è proprio brutto considerarlo e notarlo. È difficilmente, non attira, in poche parole, non attira perché probabilmente viene proposto non nel modo giusto, comunque non lo so, ne ancora comunque circondato da dei tabù, bisogna dirlo. E quindi speriamo che con questo lavoro, girando soprattutto nelle scuole, proponendolo ai più giovani, speriamo insomma, di attirarli verso questo, come si è detto all'inizio, questo nostro grande eroe e orgoglio, che è tradotto in tutto il mondo, è conosciuto più all'estero che qui, e insomma speriamo di diffonderlo il più possibile, noi ce la metteremo tutta.